È morto nella notte l'avvocato Augusto Salvadori. Tra meno di un mese avrebbe compiuto 86 anni. Veneziano Doc risiedeva a 2 passi dal ponte dell'Accademia. Fu assessore comunale al turismo per 3 volte, la prima nel 1985 con l'allora sindaco Nereo Laroni, la seconda con la giunta di Ugo Bergamo tra il 90 e il 92 e nella terza giunta di Massimo Cacciari nel 2005-2010. Aveva combattuto per il decoro nel centro storico veneziano con alcune sue memorabili battaglie, schierandosi contro i turisti saccopperisti e torsonudisti, contro coloro che facevano il bagno nei rii e nei canali. Il ricordo di Michele Mognato, ex vice sindaco di Venezia, nella giunta in cui sedeva anche Salvadori. Augusto Salvadori è stato tra i protagonisti della nostra città, per la sua veste professionale e per il suo grande impegno civico e politico che ha caratterizzato tutta la sua vita. Certamente avevamo idee diverse, ma ho sempre stimato la serietà e la dedizione che aveva nei confronti della nostra città, dei veneziani. In molti lo ricorderanno per le sue battaglie per il decoro dei primi anni '80. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla moglie Patrizia e alla figlia Francesca, anche lei avvocato. I funerali, se arriveranno le ultime autorizzazioni, verranno celebrati martedì 16 agosto alle 10 nella chiesa dei Gesuati alle Zattere. È indubbio che Augusto avesse anticipato una delle grandi questioni che riguardano la vita delle grandi città, le città turistiche di Venezia. Lo voglio ricordare ancora per la sua tenacia e per la sua caparbietà e anche per le nostre discussioni, chiacchierate sui destini della città, su Venezia, che abbiamo fatto insieme. Tra i tanti ricordi, quelli del comandante generale della polizia locale Marco Agostini, della presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia Federica Santinon, così lo descrive Ernesto Pancin. Lo ricordo anche come un grande professionista, un professionista che del Foro di Venezia che è stato di esempio per molti di noi. Io lo ringrazio per questa sua vita dedicata alla città e spero sia esempio per molti veneziani.